Benvenuti, bentrovati, ultimo appuntamento della settimana che ci porterà nel mese di settembre. L'arrivo del mese di settembre è d'obbligo e dedicato all'inizio dei vari campionati, insomma non soltanto il calcio ma un po' tutto incomincia a muoversi decisamente. Buona giornata e bentrovati da www.venetoglobe.com, la nostra web tv. Vi ricordo anche gli appuntamenti sul digitale terrestre, 19:40, canale 95, la prima edizione, poi in seconda serata nella prima parte della mattinata le altre repliche. www.venetoglobe.com per quanto riguarda la nostra web tv che realizza appunto i servizi. Campionato europeo di pallavolo femminile, ieri sera c'è stato il match clou decisivo per vedere come si classificavano le squadre in questo girone dell'Italia. Contro la Polonia di Aja Volos l'Italia ha ceduto, ha perso per 3-2, non è stata un'Italia molto brillante. Ora le azzurre affronteranno la Slovacchia. Andiamo a sentire Davide Mezzanti. Che bilancio dai di questa partita e di questo girone? Ma positivo perché comunque abbiamo vinto il girone e dal punto di vista del gioco oggi abbiamo sofferto all'inizio l'adattamento perché avevamo preparato qualcosa di diverso e invece la Polonia ha cambiato qualcosina a livello tattico e nell'adattamento abbiamo messo un po' di tempo a trovare un po' le misure e in più comunque battute e ricezione abbiamo sempre sofferto. E nella sfida battute e ricezione loro ci hanno sempre messo sotto nei set che hanno vinto e invece negli altri due abbiamo espresso una pallavolo bellissima e anche in breakpoint abbiamo fatto cose belle, dalla battuta a tutto quello che è il muro difesa e invece ogni volta che abbiamo perso un po' di spinta in battuta poi abbiamo perso anche fluidità in cambio palla e lì secondo me è quello lì che ci è mancato stasera per riuscire a portare a casa la partita. In cosa vi hanno sorpreso? Beh, hanno cambiato i centrali e noi avevamo preparato qualcosa di diverso per marcare i centrali sì, e poi li hanno anche invertiti, quindi era un po' diverso rispetto a quello che avevamo studiato. E anche le linee di ricezione un po' erano cambiate rispetto a ieri, però quando le ho lasciate più libere di cercare la battuta, soprattutto ai salti flot, siamo riusciti a metterle in difficoltà e a trovare comunque una correzione muro difesa che ha funzionato e poi dal quarto in poi abbiamo ricominciato un pochino a non mettere più pressione al servizio e da lì, come ho detto, abbiamo perso spinta anche in cambio palla. Questa è la sconfitta dell'Italia, quindi che non compromette il cammino e vi ricordo si affronterà la Slovacchia. Sempre per il volley la nazionale Under 19 maschile approda in finale dove affronterà la Russia. Complimenti, questa sera la finale. Nel basket nazionale l'Italia giocherà contro le Filippine per il debutto nel mondiale. Sacchetti ha tagliato gli ultimi due giocatori che sono stati il figlio Brian e poi Pippo Ricci. Nazionale di rugby in campo oggi contro la Francia, esperimenti in prima linea per il penultimo test premondiale. Paris tocca i 140 cap, complimenti a lui. La Ghirada, tra l'altro, ospita in questi giorni nuovamente la nazionale inglese di rugby in preparazione della Coppa del Mondo. Ci rimarrà fino al 5 settembre, in pratica fino al giorno prima dell'amichevole tra l'Inghilterra e l'Italia che si giocherà a Newcastle. Ieri c'è stato un incidente con trasferimento immediato ed urgente al Cafoncello di questo giocatore Jack Nowell, 24 anni, che è stato operato nel pomeriggio di appendicite in codice rosso proprio per una sospetta peritonite. La Champions adesso per quanto riguarda il calcio ha visto ieri gli abbinamenti anche per le italiane in corsa. L'Atalanta sarà con Manchester City, Shakhtar e Dinamo di Zagabria, la Juventus con l'Atletico Madrid, il Bayer Leverkusen e il Lokomotiv di Mosca, il Napoli con Liverpool, Salisburgo e Genk, l'Inter infine con Barcellona, Bayern di Dortmund e Slavia Praga. Scusate. Il Torino ha perso anche in Inghilterra contro i Wolves per 2-1 e saluta la Coppa.
qualificazioni europee per la nazionale di calcio femminile che ieri a Tel Aviv ha battuto Israele per 3-2. Ora si torna in campo martedì prossimo contro la Georgia. Il calcio, campionato di Serie A al via per la seconda giornata, anticipo questa sera a Bologna con la SPAL e l'uomo che fa applaudire, fa amare maggiormente il calcio è Sinisa Mihajlovic, che ritorna in panchina, scusate, dopo i 40 giorni di ospedali. Domani e domenica il resto della giornata. In Serie B le Venete con anticipo questa sera a Verona tra il Chievo e l'Empoli, mentre domani e domenica tutto il resto. Per la Serie D torna in campo il Montebelluna che affronta l'Adriese di mister Tiozzo, è un ritorno su questi campi anche di mister Tiozzo, fino allo scorso anno allenatore del Matelica. Per quanto riguarda i campionati di riferimento, noi seguiremo l'Eccellenza con servizi, interviste e telecronache per tutta la stagione, un'eccellenza che vedrà una bella prima giornata nella data dell'8 settembre. Intanto questa sera il Dia Piave presenta la squadra, la rosa e tutto lo staff alla Casa del Popolo di San Polo di Piave alle ore 20. In promozione ricordiamo che il Treviso è stato presentato l'altra sera ufficialmente in Piazza Moro, a fianco di Piazza dei Signori. C'era la squadra al completo con anche il giocatore Paladin, bomber della squadra. Andiamo a sentirlo. Paladin, siamo alla presentazione, sta per iniziare questa annata presentazione ufficiale, è già iniziata con una sconfitta ma non voglio andare a sfrugugliare, tra l'altro non c'eri in campo, tutto bene comunque? Tutto bene, ho preso un pestone martedì scorso durante una partita, purtroppo si è creato un versamento per cui ho preferito stare fermo. Sì, ho dovuto, anzi, perché mi sarebbe piaciuto molto dare una mano ai miei compagni domenica, ma non ce l'ho fatta. Sì, siamo partiti male con una sconfitta, però secondo me eravamo ancora un po' imballati sulle gambe, questo non toglie i nostri demeriti, dobbiamo migliorare. Si dice che insomma la parte avanti sia una vera forza, te, Morbioli e la spinta che insomma potreste dare dovrebbe essere importante, no? Bah, ti dico, secondo me i direttori, perché sono due, hanno formato una squadra molto competitiva e forte in tutti i reparti, sia in difesa, centrocampo, anche in attacco. Ovviamente molte squadre si attrezzano maggiormente nel reparto avanzato, noi siamo una di quelle e insomma stiamo migliorando l'intesa e dai, speriamo bene. Si sente la pressione che c'è anche questa sera, così i tifosi che ormai sono qui, pretendono, vogliono, si sente un po' questa pressione che avete? Sì, beh, la società ce l'ha messo in chiaro fin dal principio che saremmo stati seguiti dai tifosi, ovviamente loro pretendono perché comunque la squadra è forte e noi dovremo dimostrare in campo le nostre caratteristiche, le nostre qualità e la nostra voglia di vincere e riportare il Treviso in alto. Una coppia di attaccanti decisamente forte come quella tra Alberto Paladin e Morbioli per il Calcio Treviso, che la prima giornata vedrà la trasferta a Vedelago contro il Vedelago. Si parla di TVB, eccola qui, le amichevoli, ormai non si fa altro che parlare di amichevoli visto che la formazione della TVB si trova in ritiro a Domegge fino a quest'oggi con un amichevole proprio questa sera contro Mantova, poi l'amichevole prossima è il 4 settembre a Pieve di Soligo contro la Reyer di Venezia, i campioni d'Italia. Andiamo in Serie A2 femminile per quanto riguarda il basket, perché il Ponzano ha iniziato il 19 agosto il suo ritiro, la sua preparazione. Prima amichevole già disputata contro una formazione americana dell'Oregon per la sconfitta 106-45, ma non fa testo, troppo forti le americane. Il 6 settembre al Palacicogna di Ponzano contro la Libertas Udine invece seconda partita. Poi il 14 settembre la terza amichevole contro Mestre in quel di Domegge e infine via il campionato il 28 settembre. Ma andiamo a sentire e a conoscere, come dicevo ieri, le novità, le nuove della formazione di Pippo Campagnolo. Cominciamo da uno dei più importanti ed eclatanti acquisti della stagione, ovvero Beba Bagnara.
Sensazioni bellissime, sono felice, c'è tanto entusiasmo e non vedo l'ora di iniziare. Avevi lasciato il parquet premiata come miglior giocatrice della Serie A, lo ritrovi in un'altra categoria ma sicuramente con una squadra che vuole essere protagonista assieme a te. Sì, quello è passato e adesso è un altro nuovo anno, nuova squadra e niente, faremo tutto il possibile per fare bene e non vedo... darò tutta me stessa, anche aiuterò le mie compagne, mi metterò a disposizione della squadra e basta, non vedo l'ora di iniziare. Con un tifoso in più pronto insomma a supportare e a conoscere la sua mamma in veste di giocatrice. Sì, non vedo l'ora di portarlo qua, adesso è piccolino però non vedo l'ora di fargli vedere un po' il canestro e il parquet. E vedremo se il figlio di Bebba Bagnara diventerà un cestista oppure se seguirà le orme del papà, che è il capitano del Venezia, appunto, Modolo. Per quanto riguarda il basket ancora, vi ricordo che la Ruker Samve questa sera gioca al Palasystem di Borgo Sacconna San Vendemiano alle 20:30 contro Jesolo. È un amichevole che sa tanto di un incontro in amicizia, visto che i due coach si conoscono, ma porta anche bene e quindi questa sera questa gara 20:30 a San Vendemiano per la Ruker Samve. Passiamo alla pallavolo femminile con il volley Limoco che si sta preparando. Ci sono soltanto 3 ragazze, 3 pantere ufficiali, ma ci sono quelle della seconda squadra del San Donà di Piave che danno una mano a tutto lo staff che sta lavorando, che naturalmente agli ordini di Alessio Simone, visto che non c'è Santarelli, è un Santarelli tra l'altro premiato per il passaggio di turno agli europei con la sua Croazia. Allora Ferzino, Botesat e Gennari sono le 3 pantere, ci manca all'appello soltanto Gennari, la seconda palleggiatrice. Sentiamola. Ben arrivata, anche il primo giorno di lavoro, anche se insomma un po' anomalo ritrovarsi in 3, no? Grazie intanto del benvenuto e sì, per ora siamo in 3 perché le altre fortunatamente sono tutte in nazionale, insomma, però iniziamo a lavorare bene e per ora saremo in 3. Quanti DVD di volo stai guardando per cercare di farti trovare pronta? Beh no, penso che anche se mi facessi trovare pronta a raggiungere subito il livello della Volos così con i DVD sarebbe molto difficile, però sicuramente è un onore e un onere avere davanti lei perché insomma parliamo del miglior palleggiatore che c'è al mondo, quindi per me avrò tanto da imparare da lei. Cosa chiedi a questo campionato? Ma cosa chiedo? Chiedo intanto di imparare il più possibile da qualunque giocatrice, non solo dalla Volos, perché c'è da imparare da chiunque. E cercherò di prendere il più possibile dalle ragazze, dall'allenatore, di divertirmi e di vivere questa esperienza al meglio. Il tuo primo impatto nell'ambiente, la città Conegliano, i tifosi poi li conoscerai se già non ne hai sentito parlare. No, dei tifosi ne ho già sentito parlare, io sono venuta a vedere al palazzetto i playoff contro Monza e entrare al Palaverde e vederlo così pieno poi soprattutto durante i playoff è un'emozione, immagino quando sarà il momento di giocarci. Ho avuto un bellissimo impatto di Conegliano, della società, dello staff e per ora è tutto positivo. Prosecco? Prosecco anche, perché sì, decisamente, poi ho fatto 2 anni a Udine, quindi ho iniziato a fare la gavetta. Sì, assolutamente, io per me mi sento proprio una briciola per ora in questo ambiente e sapere di affrontare tutte queste competizioni, di fare tutte queste cose che per me fino a poco tempo fa erano veramente fuori dalla mia portata, è un'emozione, non vedo l'ora. Ma il mio punto di forza penso che sia, penso il muro, nel senso che è una cosa che mi piace fare e mi riesce anche abbastanza, poi è ovvio che un salto di categoria del genere può anche mettermi in difficoltà
nei miei punti di forza. I miei punti deboli penso la difesa, quindi lavorerò molto su tutto, ma in particolare su quello. Oltre ai DVD della Volos, quando Santarelli ti dirà pronta, entra, cosa succede? Che succede? Lì si mette dentro tutto quello che si può, dalla voglia, dalla grinta, dalla cattiveria, dalla tecnica e da quello che si è imparato durante gli allenamenti e quello che si è provato. Bocca al lupo. Grazie mille. E così abbiamo conosciuto anche Giulia Gennari. Allora, A1 femminile vuol dire Imoco, A3 pallavolo maschile vuol dire HRK Motta di Livenza, scusate, che si è presentata al pubblico, alla stampa e ai tifosi nella serata di ieri al Palagrassato di Motta di Livenza. Buon lavoro naturalmente alla Motta per questo campionato di serie A3, come si vuole definire. È tutto, noi ci risentiamo lunedì, buon weekend!